Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Le condizioni meteorologiche hanno contraddistinto la giornata di venerdì, portando notevoli instabilità soprattutto lungo la fascia adriatica, sul Friuli Venezia Giulia, sulle alte pianure venete e prealpi, con il ritorno di qualche fioccata di neve sopra i 2800 metri sulle Dolomiti. Temporali sparsi che continueranno nel corso dei prossimi giorni a causa di una nuova saccatura sempre di origine artica che si bloccherà sulle prealpi, portando nel pomeriggio di domenica qualche fenomeno sporadico, con temperature che si manterranno sempre sotto la media del periodo. Dopo il transito della saccatura e del passaggio di qualche temporale pomeridiano domenica, rinforza l'anticiclone di origine azzorriana, portando stabilità a un clima che continuerà a mantenersi sotto la media del periodo, ma con tempo che ritornerà più stabile, mentre rinforzerà l'anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale. Quindi rimonta anticiclonica, temperature che si manterranno sotto la media soprattutto nei valori minimi. Notiamo come la perturbazione continuerà ad agire fino alle prime ore del mattino nella giornata di sabato, poi si allontanerà, ma domenica si avvicinerà a una nuova staccatura per portare qualche locale temporale sulle alte pianure prealpi. Lunedì invece tornerà l'anticiclone, tempo più stabile con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature in graduale ripresa. Notiamo quindi come il fronte si allontanerà nella giornata di sabato, quello di domenica con qualche temporale sparso sulle alte pianure venete, friulane e sulle prealpi, clima che si manterrà sempre fresco e stabile anche nei valori massimi, con temperature che a fatica supereranno i 28-29 gradi in pianura. Caldo africano che rimonterà dalla giornata di mercoledì, mantenendo comunque le temperature in media col periodo. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.